forse avevamo già una data in calendario nel 2020, poi vabbè è andata come è andata. Ho pensato di verificare, ma c'era la data. No, ma c'era, infatti ricordo che l'avevamo... no, abbiamo voluto questa volta diciamo, di ricominciare un po', vabbè Michele, io l'ho visto già attivo, è pronto, in una serie di alla sacra, è sempre... ma tutti, però era proprio, almeno poi a me personalmente, proprio perché abbiamo creato un po' questo gruppo che è informale, però l'idea era quella di regalarvi una serata dove sentirete parlare, sentirete leggere, sentiremo delle canzoni. Qui ho Michele Bonavero, che forse conoscete, lui arriva dalla Val di Susa, per me è chi ha riscoperto, sta portando avanti la tradizione del Carnevale dell'Aietto, che ho frequentato prima della pandemia ed è una cosa molto, molto bella, nella tradizione che è stata recuperata e valorizzata, perché non si tratta solo di recuperare ma anche di dare valore, aggiungere valore a questa cultura. No? Quindi anche la cultura delle feste, ai riti, no? Ai riti di passaggio, ai riti delle stagioni. Qui abbiamo Carlin Porta che non ha bisogno di presentazioni, perché tra l'altro sentiremo delle sue poesie, e voglio anche aggiungere, verrà letta, no, Carlin, una poesia, e qui abbiamo Elmo, di Elvira Pacotto Stoisa, che forse molti di voi hanno conosciuto, che è stata vero Lauretta, ce la ricordiamo con tanto affetto, No. Poi Fabrizio Pignatelli. Vado da chiaro perché guarda, la più bella parola che lei sentito da chiaro, fintato. Fintato. Lei non l'ha mai sentito fintato. Fintato alle gagno, matot, e è una parola che a me non l'ho mai sentita dal Taluc a San Pieri, Cantalù a Frussas, Passigna, ecco. Non ha superato la colletta, adesso è rimasta da... Comunque Fabrizio, posso aggiungere solo, poi ti lascio, Fabrizio è un autorevole poeta, scrittore, no? Veramente molto attento, e è un po' la guida del gruppo. Non so, la presentazione finisce qui come l'anteprima in televisione, adesso lasciamo a Fabrizio, Carlin e Michele. Senza reclamo. Via. Armando Mutura con Rose Russe, perché insomma un mese e mezzo è proprio una cosa data. Ma poi con la profondità non casmon questa poesia, Rose Russe. Nega di ricchezza gloria, ma un cantonica di pace, senza passare storia. Un cantonica di pace lontano dalla baracca, fai per poter sognare, tu alla testa straca e per riposare. Una casota bianca che guarda in tocchettaira, una toppia, un figlio, una banca, un pugno di terra nera che per coltivare, e tante rose russe, tomati che pensè, una fila già una cusse, puruli e maggiorana, così una trasparente eva di una fontana, pettegola e rienta. Avai un bel cagnas, capaula e mostra i denti, il più leggero di pass, alla usina della gente. E poi una femmina canciava dalla finestra, quando la urazzina, e che mangiando la minestra parla da sartoira, di poischi qui a Roma, di crisi dell'arvendioira, di cibo che compri a Roma, e che se sta da usin, udenze nos belli, parla il nostro bin, che finirà mai più. Vive la poesia, pensare a scriverla mai, perché lo mondo sia lontano da tutti i guai. La mia casota bianca, col toccaterra nera, la toppia, il film, la banca, una fontanina all'aria, la voce mia fumina, la fila c'è una cusse, il perro, la gallina e tante rose russe. Quando terminò la primavera con le rose russe, invece volevo incamminare, diciamo, Michele Cantaganaman, una prisenina qui, non perché lui fa il professore in bancheria, no? Però mi piace anche proprio per far sì che la nostra lingua sia considerata una lingua seconda o terza, mi piace anche
le poesie magari famose o di poeta famoso, anche in piemontese, anche se noi a 1000 anni di storia non picche si sente poeta e prosatore, per cui dice con tutti i gusti vado cercate gli auti, sì, ma è parai, anche perché, ripeto, per dimostrare che la nostra lingua, anche in te poesie famose, se la fa e come. Per cui l'IPA è una poesia che, insomma, per la primavera è conosciutissima, è Giosuè Carducci, il titolo è un po' classico perché vero e nuovo in latino, che tradotto, mi avevano tradotto tosto una cosa nuova, no? È brevissima, una fresinina difficile, me l'hai tradotto in piemontese, per cui diciamo a Michele che me l'ha resa in italiano, che ha la lingua magistra, e poi mi l'ha reso in piemontese. Hai 2 o 3 parole che magari ti dà una spiegata. Vere Novo, rompendo il sole tra i nuvoli bianchi, all'azzurro sorride e chiama. O primavera, vieni! Tra i verzicanti poggi con mormorii placidi, il fiume ricanta a Laura. O primavera, vieni! O primavera, vieni! Ridice il poeta al suo cuore e guarda gli occhi l'alage pura tuoi. Ecco, a parte la forma che è quella Carducci, quindi è una forma tanto, insomma, ben feda comprende anche per l'italiano, perché insomma Carducci aveva la sua maniera di scrivere. E ecco, qualche parola da spiegare, perché i verzicanti poggi, allora i poggi sono le collinette, no? Un poggio, no? Ma i verzicanti sarebbero le cose che hanno il verde, no? Due che è il verde della natura, quindi un'altra parola italiana che lo spiega sarebbe verdeggiante, no? Una cosa, in piemontese sarebbe la verzura, no? La verzura, che vuol dire tutto l'onca le verde, l'onca le erbe, foglie e poi compagnia verde. Però Brero ha anche il versicante, il verdeggiante. E poi in piemontese manca il versè che sarebbe quella parte dell'orto dove che è le piante con le foglie verde, no? Dove quella parte dell'orto dove gli manca le patate o le ravanelle. E poi ecco un'altra parola che è fuori via, l'alage pura. Ecco, sta l'alage sono quelle parole da savant, no? Hai fuso a tavo birate diria sono da cacao. Che anche cacao sarebbe. E quindi l'alage sarebbe un ciacciare sottile, cioè quasi come quelli che canto gli usei, no? Con il casoniere, Cirici, ecco, Cirici allena una traduzione in piemontese. Ma non fai sta roba sì proprio perché, come dicevo prima, perché adesso la leggo in piemontese e vedete che anche in piemontese queste parole sì, questi versi non perdono niente, anzi secondo me hanno guadagno ancora. Sì, sì. Ti la fai questa sì, ma mi tempo d'arera, quando che camminava a Librao. No, no, camminava a Scaramucce roba in piemontese, la via più in alta poesia di Carducci, quella che la scriveva a Ceresole Reale, no? Quella che fa Salve Piemonte, no? E lei girava tutta in piemontese. E insomma, mia che funziona anche in piemontese. Ecco, sarei anche da dire che una parola un po' che la mostrare più brero che tanti d'autri, il bluesier, no?
Sì, il bleu ciel. Il bleu ciel. Che è una varietà del bleu, come il bleu marin, no? In piemontese è il bleu marin. Perché azur in piemontese non piace mentale. Ma è un'altra sfumatura, è un'altra nuance il bleu. Comunque adesso la leso perché poi andiamo avanti, ma sia l'era più che dato, ripeto, sono cose che mi hanno piaciuto. Allora, se ne se la ricorda ancora ben come la ma io adesso cerco di ridirla in piemontese. Allora, vera no seria tost una cosa nuova. Sfrisando il sul, tra il nevolere ciaire, al blusier del ciel, arrie chiama, vengo primavera, tra i brick versicant, con di besbi pupin, ieve arsuma l'aria. Ven, o primavera, ven, a torna di il poeta al suo cœur, e guarda ioi, più ciric toi. Ecco, questa è la traduzione di questa poesia, se capisse, ok, i versi sono abbastanza difficili, eccetera, eccetera, ma tradotto nella nostra lingua per nem e sono, non che secondo me è importante, ma dimostra che la nostra lingua è importante e nem basta casino. Allora adesso dovremo andare un po' più avanti, meno usato perché non cammina proprio insomma parai forse troppo difficili, no? Lo ha deciso di questo titolo, no? Cosa significa Ciric, era che lo ha detto prima, no? Ciric è il verso di Eugène, il Ciric, è una traduzione, no? Prima non che diceva Michele, l'alage, no? Che sarebbe una parola greca dove proprio di il chiacchiericcio, anche solo in cinguettino. E tradotto in piemontese sarebbe Ciric. E venta di che tante parole sperdo, ma perduto. E poi dopo quando troviamo io quelle parole lì, come E poi, insomma, ora prima di andare via, del camminare bene, ancora dire un'altra cosa. Stasera, mentre che non si sentivo, allora, anche il 20 maggio, insomma, che l'allenamento, ma che noi si fuma camminato una fede le via. Per esempio, a Trento, Vasco Rossi ha camminato per il primo concerto, no? E stasera l'hanno intervistato e le è piaciuto perché di parai. Allora, tra le altre cose, allora, quando si fa musica si allontana la guerra, no? E sono stati colpiti da questa cosa. Se mi in aggiunto ancora un po', anche nella nostra città via, e direi, facendo poesia, anche noi slontaniamo la guerra. Era una cosa, secondo me, veramente importante. Parliamo di primavera, quando parliamo di primavera parliamo subito, come ho visto prima, blu, azzurro, blu ciel, parliamo del cielo. Il cielo blu con le nuvole che vanno e vengono, insomma, e hanno questa flemma, no? Del camminare per la storia, torna nuova, eccetera, eccetera. E poi gli altri colori, il giallo, un colore ben particolare della primavera che è il rosa. Perché il rosa è tanto ben dovrà, anche a volte una sfumatura, a volte un po' più forte, ma entre le fiore il rosa è tanto dura. E poi il verde che è poi quello che acciappa tutto, che il verde è considerato verde speranza, per cui se guardiamo adesso la nostra vita che sia un po' verde, sei pas proprio come cosa dire. È importante che abbiano le saccocce verde. Le saccocce, ma a volte le un po' le saccocce comunque. Bene, adesso dopo che non dai parlare, non più un po' il vedere, Michele, bella lesina la poesia, tipi magari hai leso qualcosa di me, l'hai abbastanza poesie, insomma, 2 o 3 poesie anche a Carlo Pina Rocco, che è insomma una delle nostre grandi, ma le poesie che ho letto stasera
quando era ancora un po' un fintet all'inizio, no? Quando anche chi la camminava e faceva poesie che erano bellissime. La primavera sono fantastiche, allora magari qualcosa ne mi ricordo una poesia che si intitola Primavera e è Giuseppe Gastaldi, quindi il titolo è proprio giusto. Quando dal cielo garisu an mila voi festus le ronduline, qualche antipra a fiorisu le prime margheritine e spaglie le violette tenebrose come fiette, sono lì che aspetto ai ped la più suonà, al prim che cuglierà, quando sei per sé comincio a spuntare i but, le primavera. Mi sento voglia da piantelitude indemne in libertà per il verde neu di pra. Le primavera la campagna santa, la natura si desvia, tutta canta una canzone bonheur. E mi vuoi che aggoda come cœur la primavera. Nuova nuisa l'anima mia, asmia che affiorisa, parei le bisonà. E sue fior son le speranze riente, son i but incantat la mia piantina, che la temma niente, e a sposi so branchet, a fese bilautent l'aria leggera, la primavera. Mi guardo danza mi, vedo festosa la vita che fa incontra, tutta bella, tutta gioiosa, vestia di gala ant la stagione nuela. E mi duerto i bracci, che i vei che ampia, che i vei che porta via, ant il suo viaggi segnan ver l'istà, dua che i but saranno frutta madura, splendente ante il gran sol che ambaserà. Ancustaria pura che sunt il ciel garisu an mila voi festus le rondoline che ti pra fiorisu le prime margheritine, mi vei che s'arnovelat come cœur le primavera. Parlavo Garis, parlavo Ciric, che la chiamava cosa che era Ciric. Il Garis, le sgari, è il verso che fanno le rondole, no? Il verso delle rondole, le sgari, il Garis è quel verso che fanno quei sei lì. E le rondole, lo insomma, no? Le rondole sono il simbolo della prima che arriva, perché sono io sei che arrivo da suo viaggio. Le racconta un gran falabrac. Ma se racconta che a Giaven, quasi e al Selvaggio, negli anni 1944-45, i tedeschi lanciano una paura e morte. E Coquiel, come tanti altri, le salvasse per miracolo e alla rasicata si buttò al muro e si fusiliò. Un tanto terrore ricorda però con una nota allegra. Una sera era gente nostra a parlare con gli amici con la situazione tragica del paese. Quando lei entraie un comandante di tedesco che quasi tutte le sere faceva suo giro di esplorazione, chiamando i documenti e se per hasard qualcuno era senza, finiva per giù. Appena entra, una cui era settata in quartino e a fare una partita a scopa, le lasciasse scappare e questa sera le arrivava a stufa la bracca. Disgrazia vuol che il tedesco ha sentito l'ultima parola e ha chiamato con un suo bel accento cosa volere dire fa la bracca. Andrenta all'osto le calaie un silenzio generale, mentre tutti trattenivano il fiato per la paura. A quei tempi, per ben meno essere buttato al muro era all'ordine del dì, ma a me se, con eccezionale prontezza di spirito, alla rispondeva da noi fa la bracca, vuol dire bell'uomo, grande, grosso, sportivo, atletico, come le chiama il comandante. Allora
pianta il cassiotto, tutti contenti e fieri come l'Artaban, alla replica, io grande Falabrac, anche mio padre grande Falabrac, e pure mio nonno, tutta la nostra famiglia, tutti grandi Falabrac, spero che anche mio figlio lo diventerà. Dal fondo del bar, una voce alla die, sta sicuro comandante, e sono convinto che cosa fiera fra di la razza e che diventerà cocchiel un gran Falabrac. Grazie. Sono 17 poeti piemontesi che è stato pubblicato nel 31. Poi erano tutti i poeti che poi tanti erano quasi semi sconosciuti, che poi sono diventati grandi, no? Mario Albano, Carlo Baretti, Renzo Brero, Nino Costa, Salvatore Ferrero, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro Salvatore Ferrero, tante poesie di Salvatore Ferrero non me le sì quando abbiamo fatto quella serata sulla prima guerra mondiale, che le arrivai a un bei soldati, ecco. Tante quelle poesie erano appunto di Salvatore Ferrero. E insieme a tutti questi sì, Luigi Olivero, Giuseppe Pidin Pacote, eccetera, eccetera, era anche Carlottina Rocco. Era proprio ancora murflota, e le poesie sento che sono ancora abbastanza delicate, però scombino bene insieme alla tematica della primavera, perché la primavera la manca ad vers cotti, la manca ad vers che si vengono grame forma, la manca proprio di questa delicatezza. Allora, camminando all'esine una, per esempio, questa sì, la primavera, che intende un po' la primavera come una faia, no? Come una fata che è in cammino che arriva e la tromba deve avere la muraia. L'acqua in crama, già fioria, bianche fior, faiti a bouquet, quella pianta scura e tria che si spors dal muraiet, cite fior che sdoro e sarno, antonunda parfumata. Cite fior che si spatarono, sa son pena su crollà, ma da re con la muraia va a sapere cosa sarà. Primavera, bella faia, alle forse di stermà, di capronta le violette, che spatara per i prati, che pittura le ciucchette, da strumento di suonà, ma una rama già fioria a se spors dal muraiet. Renacita maraviglia, bianche fior, faita bouquet. Sono versi bellissimi, e se uno pensa che sono versi fatti da una poetessa che poi è diventata veramente una delle più brave, già si incamminava appunto a capire che era brava. Però ripeto, i versi che riguardano una tematica della primavera hanno sempre da manca che siano corti, che siano tranquilli, che abbiano troppo sentimento, ai rovina forse un po', che manca proprio che siano fine. E questi sono esempi che per esempio per un poeta dopo qualche cosa l'esuma, da Verio ritorna un poeta che comunque, essendo comunque un poeta maschio, avrebbe dovuto fare poesie un po' più, diciamo, parai crude, invece ha il don, ha proprio la capacità di fare versi che per la primavera sono incredibili, cioè per me hai poche altre cose. Boh, ne so per dopo. La voce di poeta, la voce, guarda, a me lei sempre ancora passa lentamente la voce del Domini Badarino. Vabbè, anche me, La voce 80, La mia è una voce inconfondibile. una voce che la tastasia proprio. Ma io si dice ancora sì, anche il Domini Badalin e alle travai che le stai fatte
adesso sono già passati pochi anni, era stata pubblicata in Liber con una parte delle poesie a Monfrin e Domini Badalin e cos Liber, le prime 100 copie del Liber insieme all'avvio al dischetto con la voce di Badalin che recita, appena indica i dis, recita, interpreta le sue poesie. E ti dici, mi le non avevo il bonheur di conoscere la persona, però mi ricordo che lo ascoltavo alla radio e mi ricordo, era una cosa che l'aveva fammi restare un po' parei, no? Un po' me l'aspettavo neanche, ero stupito di questa cosa, desto anche, a parte che recitava poesie che ero satire, cioè che ciappavo proprio andrinta, ma in determinate poesie, tipo quella dove parla di sua madre, eccetera, aspettava più ravo, ma non faceva neanche per finta, allora proprio perché se lo sentia andrinta. E quindi mi ricordo queste trasmissioni alla radio e Domini Badalini e dicevo ma come è possibile? E più era tutte le volte che era si emozionava. Prima con la varianza Langarella che sì, ma il suo Monfrin, era Monfrin, era Monfrin. Allora lei dice che insomma la prima è anche un po' un gioco di parole, hai le primissime, le prime cose, quelle che sono anche buone. E allora, sempre Giuseppe Gastaldi, alla via scrive una bella poesia insieme alle cerese, e adesso insomma lì sono mica cambio colore, quindi insomma proprio in questa stagione. E questa è la ballata delle cerese. Adesso che le cerese sono madure e sono più da coglie e che le foglie pitture d'ombre scure che vanno e vengono mesie termolante al caos delle piante, quanto un fressume di vento piana e caressa con tenerezza, adesso che la collina le vestia con la più bella vesta e alle tutta fronzia con le frange di una camisina annaffiatina e che sono mila e mila antibison, fiore, button, adesso che grida canto e con le siale a gioco per le scale in oratori come se fosse un tan conservatori al mese dell'erbetta e che la man leggera la primavera con l'or la sua bacchetta a fa di pra e tapise fior riente bianche e non sente adesso ninin son iure d'andè per le colline e per i pra e cure parei due masnà e poi stra setesse ans l'erba mola cotia e ripusanta e all'ombra di una pianta quaciunese e poi pardesse 130 ioi e senza i carabate parei ciò che mate e scute le canzoni che gli arsegnei anterso come il ciosionet le foglie e poi si saranno le cerese da coglie e mina cuglierai tante le piruse cuglierai per te o le piduse cuglierai per te un bel cavagnin e le pibele cule che son binele e ne farai durcin per pendeti e urie e poi tutte fior vedranno stupie una cosa nuova due cœur che in l'aria bleva a volo e aspettano l'azur del cielo cantando il ritornello della sua vin anche due buchin al causa una pianta all'ombra termulanta piccò tu le cirese di Basile. Io tocca prima con rose russe, no? Come Armando Mottura, invece stasera
l'hai scritto dal 2007. Parla un po'. Tua. Insomma già la preistoria. Mese le rose. Maggio, tem giusto per argaucesse le magne, la sempre quei giornate in sé sagrin, per entrare ante il chiuso segreto dei nostri vei, accogliere tutto il dì di rose russe perfumate, amor dreux, cabutungu, en cus meis dall'invernal, e facendo cadeau di bin per nostra bin, ad sbandir su en cus meis per tutto l'anno. Ah, che bello, che pensedrolo a se stermon lur, mincan laver è una storia vera che cerca di slargare il cœur guragno in un battala di sfog amusante. Che senza cena una rosa russa, senza temma per sue lunghe spine, e tra l'una e l'altra pusei i dì e capì che è sempre una strada giusta. Portei a cana rosa, sempre rosa, e capì che basta poco per trovare tra mesa le carzà curme d'antrap che sono ad quel momento che san d'amor. Allora, torniamo un attimo in serie. Prima ho parlato del poeta Aldo Daveri, che è stato un gran poeta, e accennavo della delicatezza che aveva questo poeta verso la primavera. Questa per stenti color, Niula Rosa si intitola. È un sonnet che l'ha scritto e ovviamente la tematica della primavera e scuote la blusa d'estivers. Niula rosa del persie fiorì che perfuma la cima della collina. Sotto il vindo ed una lesta randolina le desviasse al princieirul del dì. E ancora ieri la pianta di catina era una man scarnia un slambronì. La man reida dell'inverno triste patì sotto la capa del cielo pesante e brina. Ma stamattina da un filo gris ed reis a un supino, una saiba nuova alle montà leggera, a usanze tebbia su per la ramura, e la man la cuì sua primavera, formante il cielo, parai una luminura, niula rosa del persie fiorì. E così è Michele, torna 2 o 3 parole che se vuole regga, saiba, nuova, un ramura, un supì, cioè Ecco, la blussa. la saiva, la sava, è quella che in italiano si chiama la linfa, no? È quella sostanza nutritiva, no? che cura dentro alle piante. In funzione anche delle stagioni, perché per adesso la primavera, la prima, le piante a butto, a pusso, e quindi la saiva a monta, perché devo far crescere la pianta, devo far buttare le foglie, le fiore, la frutta, tutto quello che gli va da prendere. Poi arriva l'estate, la scioppa dell'estate quando è fatta un caldo, e non è tanta sava che cura dentro le piante. A torna poi essi in giro, prima che cammina l'autunno, no? Prima che cammina l'autunno, poi le piante si preparano per l'inverno, e durante l'inverno la sava non è neanche sparita, però è al minimo, perché hai poca sava per le stagioni fredde, è una questione fisica, perché poi la temperatura è bassa e se fissa tanto liquido dentro alle piante gelerio molto più facilmente. Per carità, se fa tanto freddo a patire sul gel stesso, ma a scioppo anche. Sì, se proprio quando la temperatura si passa tanto, e quindi comunque
le piante a san come guarnese e a san anche come comportesse in funzione anche a quelle che sono le condizioni Adesso atmosferiche. è una poesia di Cleo Balbo che sì, fa caratteristica, però ha constata toccando con man come che è la primavera in città, che la primavera in città purtroppo è un po' tutta un'altra roba, no? E sta poesia di Stone, le primavera, e chi lo sa? Lo sanno le fiori, le rondule e forse le masnà. Lo sa il fil d'erba che tramula il sole, sotto al buff del vento che passa, ma ste muraille fredde, lo sanno pas, lo sanno neanche la città aggruppante il suo cimano per zonera del progresso e della civiltà. Mi vorrei pure per i bra, che le fiori, che nell'abbraccià, e dormire così sotto le stelle, ma le muraille mi lasciano nel passé, cerco la strada, cerco la libertà, ma dappertutto mi trovo una persona, muraille grigie, muraille scure, fermo al mio passo, destiso al mio sorriso, muraille che sanno la povertà, le speranze fallie, il dolore, la confusione, le sforzi e l'umanità, per poter dare senso alla vita. L'ombra acquata le strade, l'aria, allegreva e scura, e pura alle primavera anche in città. Secondo me è una poesia ben profonda questa sì, no? Proprio perché effettivamente entrò un mese al verde e il verde da una certa condizione. In questo stesso momento entrò un mese al grigio, il cemento, e anche se hai tutta la voglia, c'è tutto che viene in dritta per cercare un po' e la trovo perché hai manca le spuse gris. Per cui è importante questa poesia perché a me sembrava che sono parai un po' fuori dalla... Sì, alle un'altra visione, perché capita. Ogni posto ha le sue esigenze, no? Tanto come noi altri, non le nostre. Io che avevo su da sé, no? Già dopo te sei giocatori, alla lunga, una dice che ti scusa skin, cantavi lì, manca lei. Infatti a me quando non sento con chiaro la gente, mi fermo sempre Fabrizio della Bassa. Lei sa che su. Dice che prima parlava di randuline, stasera un po' più des anni fa. Salut a Drondula, adesso sono a camminare, no? Sarà per tempesta, sarà adesso in del di patpi. Salut a Drondula. Alle pastaite un sogno della mattina, ancora mesa un sognichit la notte, che poi l'anden girola, m'embetea di che per le trata su un bonbon. Loro avevo lassù, un tal cielo sclint, con dalle larghe, ha fatto i girolini per capire e per trovare i soveni, tanto da poter essere posé da soriage. Da si sud, per me, loro mi salutavo, contenta di essere tornato in si paraggi, d'un pastura e frescura a sondarlas. A cœur patau, am costa chita prima, aveva delle prime rondole in cielo, aveva una cioc musanta goi, andiamo parei la giornata con Lena. No, anche a me che cercavo una poesia da avere, perché in cui adesso per sbaglio non è la giornata della via. No? Per cui anche la via fanno parte della primavera, perché anzi, specialmente adesso cammino a dei giudici, per cui è giusto anche ricordare. E poi i grandi hanno detto sempre
che quando sarà finito la vita, come finito neanche a lui, per cui non mi è d'accordo queste vestiette sì, no? E credo che allora mi vorrei dovete sul banco e vivere per un po'. non più, sono pericoloso. E ho letto una poesia di personaggi che le racconti e che aveva una gran facilità ben portata per le cose grignoire, come diceva Chiara, quelle cose che fa Maria. E anche le poesie che alla regia abitei col ciccinin che al fafè o una riada o anche una canzone. E questa è una favola, le favole più conosciute, la sciala e la formica, la formica e la cicala, no? E Chiara la dà la sua interpretazione. Una sciala che cantava e che suonava sterman mesa alle foglie del muret, da un po' che Dio vedia sempre passare da strebot una formica che bastava una gran, una mosca, un tocco di pan, tutta sudata, agitanze, trancumpema. Un dì che fe concerta una via in veglia, la sciala dal muret alle calà, le struiassasse lì sul porto la strada per matarasi l'abitare una foglia. Dopo un'ora, era quasi già dormia, quando passa da lì con la formica. La sciala gli dice: ma tizia è proprio folla, a te ti cura tutto il dì come un danà. Fa come me che gli dà una cantà, dopo ingavola sei mangiando una frola. Ti invece con sta veglia e cura e fe, alla sera ti sta neanche a piampè. Vedrò ma per inverno mia cara signora, la rispondeva l'altra un po' arrabbiata. Alle è vera che adesso sono affannata, ma dopo sarà nel mio con la capiura. Date pure il bel tempo, fa pure festa, tanta lo sanno tutti che c'è senza testa. Dopo un anno, proprio tacca col bel muret, andò alla strafa una città deviazione, la sciala da concerto in besone, tutta elegante dalla testa ai piedi, le scarpe di vitella, il parapieva, il frac e fino a una chitarra nuova. A fare accordi forti nel piano, attacca in aria e quando le finia, e pasco da lì con la formica, tutta sudata con sua gran, le straca morta e all'ombra d'un bulè assetta una minuta e sta a scutè. Ma quella è la sciala dell'anno passato, a dis guardando l'erba la formica. Ma ancora un po' di ragione chi la via. Guarda ma come l'è tutta tappata. La sciala intanto la sento parlare, a cala giusto la testa del bulè. Guarda se la formica, come va? Abbastanza bene. E ti non si sfinia st'inverno con quella bisa che faccia. Oh, sono stata a svernè da sì e da là, a Monte Carlo, a Nissa, il Marocco. E invece in Spagna sono fermate poco. Alla formica, agli smiacciato in culo. A usare la gran senza parlare. A slaccarvia, la spalla e attaccare. Quando che aveva passato Madame Bull, che corria da presa un pulastrino, come la chiama chi la vende al zin, per piacere, te che fai tanta strada, Monsignor della Fontaine, trovate mai? Colui che scrive le storie di animali per fare la morale alle masnà. L'hai visto ma che assai nel giardino? E ben, dici da parte mia che l'è incretino. Il materiale Fai compressa. Oltre alle rondole
Parpaiole. Prima Parpaiole le fa fare, E anche lì nel Rio, da lì E da Nendì. e da Nendì. e da Nendì. No, prima Parpaiola. Ah, come mio Parpaiole, le prime figliette novelle di Arbu, che svantaius le rame e buff d'ora, che n'arriva d'usman ai primi di maggio. Alla chità piove e il cielo, a smia Calabria tos butta col giusto giudizi, con benca e sia nuvole cascubio, quasi ante un ambras d'amor sincero. Da là del brick però, da giù la piana, as leva una maccia oscura e bruta, che bei cantla alla mustaccia grama. Bunăra văl che sia in me cantun, neanche si la veisa ciamala spres, alle vulame nas na Parpaiola, sagni viu, da gode e pat fantasia. Questo Daldo Davvero. Dalerio, perché poi magari hai anche un po' condizionato, cioè quando è piace la poesia poi quando è cercare d'altre però effettivamente trovo che per questa serata, no, che scappiamo anche un po' ogni tanto, perché nessuno farà, però la primavera, o almeno il verso dovessi comunque gruppare la primavera, può stare veramente andrinta a quello che penso. Ancora prima, la mattina serena, a iel batte l'ara, una rundula, ma cosa si muove? No, perché non me la giuro. Ancora prima, la mattina serena, a iel batte d'ala, una rundula in pena, nel prim vol, a Zardus pien de speranza, che là un sonì all'aspetta una fiulanza, gli ha levato alle porte della mattina, e il sul che la sceiris alle babzine, e chi la tornerà drinta sonì, portando il pan e il prim calur del dì, rondolina che sorte all'avventura, con ante il cœur la speranza pura, anima cita, an festa, anima in pena, antl'ora prima della mattina serena, ante il sarc e tovol tra il sole e il mi, la mattina si desvia al tobundi. Ho parlato prima di Elisa Vanoni Castagneri, era un'altra brava, per esempio, questa poesia sì, Fiorini e persi. Sulla campagna ancora un sunichia, attraverso le rame ancora patanue, al vento passa, a suffia, porta via, le fior di persi che son già sciudue. Povere fiorine morbide, slicà, rosa, parei di un sogno di primavera, fresche, riente, fine, profumate, che traulava l'aria più leggera, a sbardera al vento, senza pietà. A mila gir, su verso il cielo lontano, poi giù, senza mai deve fiare, finché stufi del gioco, lascia e piano, abbandona, poi strache, pistà, povere fiorine rosa, a mese in prato. Un po' un sangue dal tempo. Prima Siren Maggio, il sul caldo tost alle andasse a pusè l'atare del brick, ma una lama gluse a resciaire ancora una nivola d'oro, buona a fessigné fantasie drole. Ante il pase silenzio di questo momento, ascolta ancora il ciacciaretto usei, che minca un aveva il franc di la sua, come se tutti avessero ragione. Le prime randoline sono arrivate e anche le scalabrune, sono in pastura, in cerca di moschito, in pinil cos'è. Bel gode questo momento di pace serena, in queste prime fresche sere prima, e sbatte i sentimenti con dale e trondalo. Ma basta mica tanto fermesse, no? Invece che sono sempre lì, corsa, cure, basta una fermessa, perché dopo una cita cosa, no? Uno gli ricama insieme e esce fuori a quella roba lì.
piaceria guardare dal cielo, guardare da lassù le blesse Turin, per vedere me tutto l'on calat bello. La primavera è tutta archincata, è un'esplosione di milanta colore, che tenso su e piazza e su giardini, una tavolosa del mei di pittura, come Nusel. Una piaceria planè su piazza San Carlo e piazza Castello. Le cese i palazzi, l'or del tramonto, a sporso su e grazie tutte al durà, come a grandame, a sla sua mire ste meraviglie da tutti invidiate, romantica e bella come una sposa, e le tutta imbucate quando arriva l'estate, a Rue del Sul, alle Maison Dormia, come una figlia che fa la scontrusa, ma quando l'autunno stende sua magia, la nebbia inselpole come un velo, come un pisset che vola e galleggia, una veste nuziale, un candi mantello, apposa l'inverno sulla città e collina, a Calaverna e fa da mantlina, come è difficile poter desmentire tutte le blesse che lei lasciato, come n'emigrà e vorrei tornare a Puseios, in due suonati. Elvira No, e diceva che adesso la temperatura è abbastanza piaggiosa e l'erbetta in camminare si interpreta ancora non proprio tanto, insomma, ancora bene, no? C'è un po' che boie che ti trovi furate dalla pelle, ma insomma va tutto bene, fa parte del gioco. E cosa direi se adesso fesse per domani combinare ma fesse una bella merenda antipro? Allora, un po' che domani a fare una merenda antipro. Finalmente torna la stagione, cule allegre, merende antipro. Belle tote, mecari, pucciun, coi bei tempi finalmente sono tornati. Che goi, che piacere, i gramissei, il fil piantalant la cavagna, e per cure, parei tanti usei, leste ardie per l'erta campagna, che goi. E se lì un po' che fiette, e avei tutto il suo bravo sfuiur, e scapesne per cui le straiette facevano finta da den cerca fior. E per caso si intende, a cubietta l'impocre ste tutti isolati. Oh, culina, i tuoi cari buschè, quante cose che stermo di sta. Là, per quei boschi pieni di memorie, quanti sen, quante care illusioni. Oh, potessi parlare, che da storie che contria ogni giorno il cui bussone. Là, in presenza del cielo e delle fior, i sospiri, le carezze, i basini, le promesse più sacre d'amore, chi che conta come bel ratoglino. E là, in mezzo a cui boschi tanto ombroso, po' per volta va fuori a sentire. Là, in mezzo a cui boschi così frusi, la merenda è l'ultimo di pensiero. Io vengo sorti dalla carzata via, però è una poesia che Sebastiano Morello, no? Signa rusticana, no? È una priserina per alla primavera, però è sempre a raccontare qualche cosa, no? Che una volta potevo fare, che adesso per spinare fare o a spinare nell'occasione, però avviene quasi come torna a pensare, torna a voler fare, torna a essere lì, no? Per poter rigodere queste cose. Magari, per esempio, Sebastiano Morello ha scritto belle poesie quando andava a mangiare a festiche da sua mamma, e lì faceva mangiare incredibili, ecco. In questa tematica si rusticana a sono. Le vire, quando sono sul
ancora zina, e lì per lì ne avevo chiamata Ampia, e vorrei mangiare qualcosa fuori via, ma vicino alla cartenza che in cucina impina tu al pever saluria, e l'arte, un po' di pansetta taglia fina, una scatoletta tu una sardina, un'anciua in salsa verde da burnina. Poi ancora due belle piove pan fragrante, e perché no una bella buttata di vino, ha presi pronto tutto un salmetto olio, e dopo in sé, in campo giù tutto quanto, mangiando i preg la santa provvidenza che mi tenga sempre piena la cardenza. cosa e stai le meteo sì, meteo là, no, Viglia si sente che parla di lunghe. Le lunghe sono la luna d'aprile ancora, no? E sta il periodo perché era la suitina, e sortie le violette abbastanza l'est, no? Ah, che belle le violette, che belle. Però se pensi bene, era la suitina, no? Allora diventa un po' da una parte e un po' dall'altra, tappisa di pino, per stile fresca. Che bel tappisa di violette in tempra, Frank Boom anche la fantasia, anche prima chittezza, nuova prima, e che era un suppice all'inverno. Mai visne tante, così, a fe fugiun. Sarà un malheur sa gran suitina, che la ci sai a sorte, a che il sul, e fe gode se pa d'altro l'œil all'uomo. E staria in seditura, perché e cercando di capire se smon un po' di bin, da poter mandare a un flat malheur. Chissà, per varie tempo potranno durare a fe bella mostra e l'aver violette, tanto da perfumare l'aria di Ambiron. E le violette erano una bella cosa, cioè non sono ancora adesso belle fiori, le violette perfumate, no, è una cosa che va bene. Però le violette erano anche una maniera di guadagnarsi qualche soldino, perché c'erano tante fiette che andasio a le violette, perché poi facevo i massolini e i vendivo. E sono specialmente, se anche sì le nostre ballate, ma specialmente le ballate dell'Ans, era una tradizione, una costuma, che le fiette, andasio che le violette vendivo i massetti, i massolini, i buchettini, e poi acciappavo qualche soldo, e questi soldi si abitavano da parte, per poter catese una cruz d'oro che sarebbe piccola, che l'avrei penduto al col, al dì che sarebbe mariasse, perché la cruz d'oro era una tradizione. Quindi le violette erano una maniera di mettere da parte quei 4 soldi che diversamente riusciamo a immaginare vai violette diventava che è un po' come qui che io le fiori per fare il safrano, no? Hai un milione per fare pochi grammi, con la puer, il safrano serve cosa che è, le cui che serve per colorare il risotto. E una poesia di un poeta della Valsusa, perché anche la Valsusa, come la Val Sangun, come un po' tutte le ballate hanno avuto il suo poeta. E questo è stato un poeta anche abbastanza attivo, perché non è che scrive poesia, ma la scrive anche teatro piemontese, scrive conte, insomma è stata una piuma abbastanza fusionata. Mario Paris, Cianuc. Le niule sono una cosa
Cioè, quasi tutti i poeti hanno dedicato qualcosa alle nivole, no? dalle famose nivole di Nino Costa e insomma un po' tutti ma sono incerti, vedi, nivole scarpentà, come un Morfel che guarda il termolet di un aquilone, current per campe pra con cœur content, sgiaflà da una carezza fatta al vento. Nivole bianche come il bambasina portano fan coti per cunei me sogni, quei sogni che mi sognava da masnà e che dopo tanti anni sono cambiato. Nivole rosa come veles la cuna una gognina dallo sguardo innocente, rosa come il facciotto di una bergera, come un persiè fiorì a primavera. Nivole giaune, gran paiun durando e me pensé fan la balada e poi a casco, ciuc e a dormo pasi basà dal sol che accala ad asi. Nivole russe, orizzonte de feu, passion che brusandrinte e che consuma, brasè d'un amor faus e ti lo sente, perché perde la pasa non cambi niente. Nivole grise, me regret pian creusa le non del cielo sen me sul. Sun pieva le mie lerme, gnun ambia ante il me cœur quatan malinconia. Nivole neire, una grande acquefa sombra gonfiata al vento che porta la tempesta, strompando e foglie e branche. Cos'era la vita in quel momento che la speranza acchita. Nivole vagabonde, libertà che noi cercuma senza mai trovare, perché nos cœur alle resta masnà. Noi eu guarduma, ma eu capiuma pa. Mario Paris. Sì. Sa, per finire, dato che non ho passato una sera a parlare in piemontese, che roba vera. E cosa dice Giulio Segre? Mi parlo in piemontese, che roba vera. Lei tesoro, calandane da masnà, quando alla mostrame di mamma e papà, e lei desgavignà la vertavera. La mia moda parlè le una sorella, che sta sempre con me fuori ante casa, che venga insieme a me per la mia strada e dal pensiero, grazie della favela. Me cardialacchi, las tante parole, si slada man maestra e parla e canta, slanciando incontro al sul fusette gione. Le fior più belle e le più belle piante l'han tutte il tuo profumo, e c'è la man dritta, che sa sostenne anti sente la vita. Mi parlo piemontese, Giulio Segre. Saria che si respira all'amperfum carfranca e cadambrium usanta l'an di novella zaneva prima cumbin che giunta progreva in le spare tost di margava perché nelle nuvole cercando te una forma di montagne don't potei qua pas con fantasia mica mandirà ora cambio forma né in lavoro scrivendo un modo nuovo ringraziando l'ora e sa maraviglia. Sì, ma è ancora trovare una roba, perché dato che sia un certo Michele di Bunavesi, fa che sia, ma ha scritto cose, la combinazione è una roba slavia. Che allora ha fatto di quello, a Saliame mi tenuto un sacco, ma ha scritto tante cose, dato che in cui è il discorso della via, finiamo con la via. Resumé, la via, a forza zonzunè tutto il dì da fiore a fiore, alle ci passa un freddore, la via. Il dottore alla dieta cambiaria, chi la cernure fiore
plastica del Camposale. Alle varia, ma le morta a fame. È stile Canini, no? È molto stile Canini, ma mica Canini mi ha chiamate. La mista Piemonte, la mista piemontese, la mista Sepoltura. E questa è la cosa che fa più piacere. Sì, la fermiamo sì per il momento, la arriviamo poi magari in un momento con altre tematiche, altre cose, ma parlare una serata in piemontese. Per lui è il massimo, spero che anche per gli altri ci stai imparare un po' la possibilità di scoprire qualcosa, insomma, da se stai un po' per una sera con la scatola menzognera, no? La scatola menzognera che racconta ma sempre le storie, ma la malparlante e malmostrante. La malparlante e malmostrante è sicuramente restate più belli stasera tra noi a parlare un po' di piemontese. Allora, a tutti